Eccoci insieme, buona giornata a tutti quanti voi, siamo come sempre in diretta. Parliamo di un argomento molto interessante per i cittadini perché il trasporto pubblico locale, secondo un'indagine condotta anche a livello nazionale, Nord Italia in particolare, ha avuto un incremento di utilizzo proprio in virtù della crisi, degli aumenti spettacolari del carburante che hanno costretto molte famiglie a rivedere i propri piani di movimento e di conseguenza rivolgersi a quello che è un mezzo di trasporto pubblico che dovrebbe sopperire abbondantemente alle esigenze del territorio. Non è così ovunque perché sappiamo che per esempio nella regione del Veneto molte zone di produttività, uffici eccetera sono localizzati in modo tale che il cittadino dalle proprie residenze periferiche non riesce a raggiungerle e non è sempre così per la frequenza, per il tipo di sistema con cui sono organizzati. C'è un problema però, che questo trasporto, che anche se si vuole utilizzare di più, sta soffrendo e nel Veneto in modo particolare a causa di tagli importanti. Dal 2010 si parla di cifre veramente spaventose, 34 milioni in meno. Rispetto al 2011 15 milioni in meno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ovviamente facendo i calcoli mancano delle entrate significative. Allora, tagliare il personale, tagliare il numero di servizi, non fare delle revisioni, non fare degli ammodernamenti necessari e indispensabili. Tutto poi alla fin fine, come sempre, va a scapito da un lato del lavoratore, dall'altro del cittadino che dovrebbe fruire di questo servizio. Qualcosa si deve fare. Noi per cercare di spiegare questo tema, visto che anche se sono organizzate delle manifestazioni, ci sono incontri costanti in regione, abbiamo i due protagonisti odierni, quindi ben arrivato in rappresentanza come direttore di Coop Servizi Veneto Nicola Mazzonetto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivato anche Ilario Simonaggio che rappresenta i lavoratori del servizio, segretario generale Fild CGIL Veneto. Buongiorno a te, grazie anche a lei. Allora, io partirei proprio da Ilario Simonaggio questa volta, quindi invertiamo un po' la situazione, perché c'è stato un incontro ieri importante, noi avremmo dovuto avere anche un rappresentante della Regione, però la Regione è in fase di bilancio eccetera e si scusa della sua assenza ma non poteva esserci. Che cosa è successo? Cosa ci dice la Regione Veneto? Dunque noi abbiamo fatto l'audizione il 14 febbraio e ieri siamo tornati a perorare una causa che è quella che almeno per l'anno 2012 le risorse assegnate al TPL, al trasporto pubblico locale, che è fatto da bus e da vaporetti, poi c'è l'altro pezzo che è il trasporto ferroviario regionale, insomma i treni a media e corta percorrenza, fossero garantite nel 2012 nel bilancio di previsione della Regione le stesse risorse almeno del 2011, sapendo che nel 2011 il taglio dopo l'assestamento fatto a novembre è stato praticamente di 15 milioni per il TPL e siamo sui 25 milioni di taglio per il ferroviario. Quindi in realtà siamo in presenza del secondo anno consecutivo di tagli pesanti. Giustamente i tagli significano difficoltà delle imprese a far quadrare i conti, tra l'altro si soffre anche quest'anno il fatto che siamo al 9 di marzo e siamo ancora con il bilancio da approvare, dimostrazione della confusione che regna in Regione e questo ha delle ricadute negative anche sul piano poi dell'esercizio industriale delle imprese. E i rimedi sono sempre quelli perché indubbiamente quando mancano le risorse si parte o dal tagliare i servizi, sapendo, attenzione, che già l'anno scorso la morbida è già stata pesantemente tagliata, quindi ormai morbida in Veneto da tagliare non è rimasta più. Cosa sarebbe? La morbida sono praticamente le corse con orari dove non c'è una grande affluenza, si tratta principalmente dei servizi dei prefestivi, i sabati, le domeniche, la mattina molto presto o la sera molto tardi. Quindi in realtà le aziende dove potevano in qualche modo razionalizzare, per esempio dove c'erano 3 bus all'ora o 4 o 5 bus all'ora, hanno ridotto le frequenze, quindi ne hanno messo uno in meno. Ovviamente tutti gli elementi di taglio dei servizi hanno delle immediate ricadute sulla qualità del servizio, sulla densità del servizio, o sulla condizione ovviamente di come viene offerto il servizio. Il secondo elemento riguarda, come abbiamo detto più volte, l'elemento delle tariffe, che è la seconda leva che viene agita, o qualche volta anche insieme alla prima. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di aumenti in tutte le aziende, aumenti di gran lunga superiori al tasso di inflazione, quindi 10, 15, 20%, dipende poi in qualche caso addirittura 2 aumenti, uno a maggio e uno a settembre.
perché nel frattempo non c'è solo il problema del taglio del finanziamento, il problema delicato riguarda anche quanto è cresciuto l'anno scorso l'aumento del carburante, che ha un'incidenza significativa sui costi. Accanto a questo poi c'è l'altro elemento che riguarda le polizze assicurative, che sono cresciute anche quelle e crescono tendenzialmente in maniera notevole. Il terzo elemento di possibile intervento riguarda l'efficientamento aziendale, che anche qui le aziende quello che potevano fare o che hanno chiesto anche tramite accordi sindacali l'anno scorso l'abbiamo fatto. Il taglio di quest'anno diventa a maggior ragione insostenibile perché il rischio è che vada a colpire quello che chiamiamo gli orari di punta, le condizioni dove treni e bus già oggi viaggiano adeguatamente pieni, quindi con una situazione anche di difficoltà di ipotizzare la leva ovviamente sui servizi. E la somma di questi elementi fa sì che abbiamo chiesto ai gruppi presenti in Consiglio di proporre emendamenti quantomeno per ripristinare il finanziamento 2011. Penso che in maniera responsabile abbiamo evitato di chiedere di tornare al finanziamento 2010 o addirittura al finanziamento della legge finanziaria di Romano Prodi, anche se va detto per i cittadini che le sofferenze del TPL sono dovute a una regione che non è più a posto con i suoi conti, perché la rimessa da accise quest'anno, bilancio di previsione 2012, sono 282 milioni di euro. Quindi questa è una regione ricca, basterebbe che le risorse vincolate per il TPL le riservasse al TPL, cioè il trasporto pubblico locale, esatto, e di conseguenza non avessero altri utilizzi. No, ma torniamo adesso su questo discorso, certo, perché voglio un attimo capire la situazione. Mazzonetto, sindacato dati alla mano, dice questo e in questo modo ha interagito. Voi rappresentate il trasporto pubblico locale con delle diversità, chiamiamole incongruenze, da luogo a luogo. Perché? Perché se i cittadini hanno letto i giornali di quest'oggi, vediamo che Venezia è stata additata da un consigliere regionale di opposizione, dove si dice che continuano a transitare pullman in numero mostruoso, vuoti, altri luoghi non ne hanno neanche uno, con una frequenza irrisoria, Padova è quel che è. Insomma, qual è la situazione? La situazione, beh, sì, no, la band è finita, tragicamente. Non si discosta da quella che ha appena illustrato l'amico Simonaggio. Lo considero un amico perché ormai stranamente la parte imprenditoriale e la parte dei rappresentanti dei lavoratori credo una volta tanto si trovano allineati. Questo in questo momento non è un buon segno, perché vuol dire che c'è un blocco, che è quello istituzionale, che non si muove. Cioè. Che vuol dire che ormai chi sta tentando di tagliare ha ormai raggiunto l'osso, anche il midollo, e quindi è chiaro che è rimasto niente, e quindi nel niente diciamo che le due parti non si contrappongono neppure, perché insomma, sono unite in quel poco che c'è, e si cerca di sopravvivere in entrambi i casi. È chiaro che se le aziende chiudono il sindacato si trova con 5.000 persone del trasporto pubblico locale a casa, e che poi si ribaltano nella società e via di pari passo. Però voi avevate già temuto che ci fosse un numero di licenziamenti, cioè avevate detto ci saranno questi licenziamenti, non ci sono stati? L'anno scorso avevamo ipotizzato un taglio di 500 posti di lavoro. Credo che l'anno scorso, con taglio di corse che poi hanno avuto la ripercussione del fatto che gli autobus erano strapieni, l'aumento del biglietto o dell'abbonamento che ha inciso nelle tasche dei cittadini, siamo riusciti a tamponare la situazione. Però attenzione, perché la partita non è ancora finita. È vero che l'anno scorso alla fine siamo riusciti a recuperare circa 13 milioni di euro, e la partita non è finita, perché ne vogliamo 15,
e probabilmente li otterremo attraverso la magistratura. Quindi guerra dura, insomma. Sì, perché abbiamo già fatto il ricorso al TAR contro la Regione, che l'abbiamo perso, abbiamo fatto ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR e abbiamo avuto ragione, anzi il Consiglio di Stato ha imposto al TAR del Veneto di rivedere la sentenza emessa e di entrare nel merito e non di emettere una sentenza che era una sentenza meramente politica, perché non è possibile che un TAR dica la Regione ha dato minori fondi perché non li aveva. No, c'è un contratto con un corrispettivo, tu lo rispetti e punto e fine. Della serie, il Consiglio di Stato ha già detto alla Regione, al TAR del Veneto, quale dovrebbe essere la sentenza che si attende per non avere ovviamente un nuovo appello. Al che vuol dire che noi puntiamo a ritornare ad avere quei 15 milioni di euro che sono mancati lo scorso anno. Sì, ma la Regione, siccome quelli sono i soldi, da dove potrebbe ottenerli? Cioè, allora, so che a voi non interessa. È ora di finirla, di mettere le mani su un settore importante, strategico per l'economia dell'intero territorio regionale, perché stiamo parlando di un valore che oscilla tra i 260 e i 250, vorrebbero arrivare a 255, ma diciamo che complessivamente stiamo parlando di meno di 300 milioni di euro per un servizio che garantisce tutto il territorio regionale e quindi oltre 4 milioni di persone, che è l'importo della più piccola ASL del Veneto, perché la più piccola ASL del Veneto gestisce 500 milioni di euro e dà servizi a 22-25 mila persone. Qui stiamo parlando invece di 300 milioni di euro per tutta quanta la Regione Veneto e per 4 milioni di persone. Quindi è ora di finirla, di andare a tagliare su un settore come il trasporto pubblico locale e di far ricadere le gestioni magari un po' anomale che questo governo, il governo Zaia, per intenderci, si è trovato a gestire, perché l'anno scorso c'era l'ARPAV e quindi ricade sul trasporto pubblico locale, quest'anno c'è Veneto Strade e ricade sul trasporto pubblico locale. No, è ora di finirla, ecco, deve ricadere anche sugli altri. Assolutamente, ma alla luce di questo, nel resto d'Italia, voi poi come sindacato vi confrontate, cosa succede? Cosa sta succedendo? Cioè è una situazione, visto che comunque tutto sommato di solito le cose nel nord-est vanno meglio che non da altre parti, c'è questa situazione qui? C'è un fondo nazionale trasporti che è stato suddiviso secondo quote storiche, quindi c'è un disallineamento all'origine, per cui abbiamo regioni pari al Veneto in giro per l'Italia che hanno contributi pressoché doppi per lo stesso numero di chilometri. Tipo la Campania, per esempio. Questo è legato al fatto che questa suddivisione storica, ormai decennale, non è stata fatta ovviamente secondo quello che viene chiamato il meccanismo dei costi standard, dei valori standard, del servizio standard. E allora è evidente che il Veneto in qualche modo ha una suddivisione di risorse che soffre di questo elemento. È però vero la cosa che dicevo prima, essendo il Veneto una regione ricca, siccome nel 2008 il governo Prodi ha suddiviso i contributi secondo il meccanismo delle accise, quindi il consumo di benzina e di gasolio, in realtà le entrate a risorse vincolate per il TPL in Veneto sono più alte di quanto la regione assegna alle aziende. Quindi sarebbe sufficiente che la regione non facesse la spuntatura delle entrate che lo Stato dà per il TPL, perché qui siamo rovesciati, cioè per esempio a noi vicina c'è la Lombardia che eroga una parte di contributi della regione a favore del servizio ferroviario e di TPL,
Qui invece da noi la Regione non mette nulla di suo, del suo bilancio, ma anzi spunta, ovviamente per altri interessi, per altre ragioni. È del tutto evidente però che ormai in Veneto comincia a pesare in maniera significativa il debito, cioè la Regione del Veneto ha un debito consolidato di 4 miliardi di euro e quindi ha acceso parecchi mutui al punto che ha problemi a rispettare il patto di stabilità interna e a pagare i mutui. Le ultime vicende anche della finanza di progetto che hanno riguardato gli ospedali, il più famoso è l'ospedale all'Angelo a Mestre, danno lo spaccato che molto probabilmente per molti anni si è vissuti al di sopra delle proprie possibilità. Quello che però non è accettabile è che lo scarichi nelle condizioni di welfare, sapendo che il trasporto pubblico è una delle condizioni, insieme all'istruzione, alla sanità, all'assistenza, di servizio universale da erogare ai cittadini. Assolutamente. No, torniamo su questo discorso perché è interessante, però richiede un po' di tempo, siamo in pubblicità. C'era un messaggio che era arrivato che giustamente una lamentela da parte del cittadino, io credo a nome di moltissimi, che è assurdo che ne diceva nel terzo mondo la benzina costi, il carburante costi veramente molto molto poco, parliamo di paesi del terzo mondo, noi che dovremmo teoricamente essere il primo mondo abbiamo delle accise sulla benzina da paura e questo a danno della povera gente, perché poi anche i rincari del gasolio alla fine vanno sempre ad attingere a quella fonte lì. Torniamo insieme dopo la pubblicità. Allora, rieccoci qua. La stessa domanda che prima ho fatto a Ilario Simonaggio adesso la giro a Mazzonetto, ma rispetto al resto del nostro paese, qui è chiaro che la Regione Veneto non versa in una buona situazione eccetera, ma è mai possibile? Visto che a Roma, tra l'altro, si parla di mezzi Roma, in Lazio, che girano in tutte le salse. Se mi permettete... Aspetti che leggo un messaggio, crisi nera, il bello deve ancora arrivare, quando le famiglie toccheranno il fondo anche nel nord arriveranno i forconi, Padania libera e forza Bossi. Vabbè. Sarebbe fin troppo facile girare il coltello dentro il burro e quindi dire che ci sono due Italie vabbè, ma e questo quindi, lo lasciamo stare come discorso. Il Veneto ha... ma rapportiamoci allora con con le regioni corrispondenti. Raffrontiamoci soltanto con il nord Italia. Va bene? Allora lo facciamo così. Allora, leggo perché per me i dati sono importanti. Vediamo cosa con il biglietto recuperano le aziende sui costi di gestione. Il Piemonte 32%, la Lombardia il 41%, il Friuli Venezia Giulia, la ricchissima Friuli Venezia Giulia, recupera il 34%, l'Emilia Romagna recupera il 31%, il Veneto recupera il 44-45%, va bene? Ma il dato è più importante su questo 44-45%, che quindi rapportato con le altre regioni del nord Italia, lasciamo perdere di andare giù perché poi giù è tutta un'altra storia, è che i biglietti, la media del costo dei biglietti sono per l'urbano, prendiamo l'urbano, 2,50 € in Piemonte, 2,50 € in Lombardia, 2,80 € in Friuli Venezia Giulia e si recupera il 34%. Urbano stiamo dicendo? Sì. Il 2,2% in Emilia Romagna e si recupera il 31%. In Veneto, ribadisco, si recupera il 44-45%, il biglietto è a 1,9 di media sull'urbano e sull'extraurbano è 1,5. Va bene? Quindi vuol dire che in rapporto rispetto alle altre regioni del nord Italia il recupero sarebbe molto superiore se avessimo tariffe a 2,50 €, Ma è fattibile alzare così e 80. Sì. È fattibile alzare in questo momento? Arriveremo qua a oltre il 60%. È il contributo a chilometro, cioè ogni regione paga i chilometri, chilometro treno o chilometro bus, secondo un contratto di servizio. Il corrispettivo della regione Veneto è uno dei più bassi a livello nazionale. In realtà la regione mette pochi soldi, l'ho detto prima, per il trasporto pubblico, questa è la dimostrazione, cioè un contributo così basso fa una parte importante di lavoro per tenere i bilanci in pareggio delle aziende, le tariffe
però bisognerebbe, se abbiamo qualche regione che ha un 2,4 euro al chilometro e il Veneto paga 1,5, è evidente che un taglio lineare dello Stato nazionale incide in maniera significativa. Non a caso le aziende venete dicono che ci diano gli stessi soldi che danno a qualche regione italiana e noi in realtà siamo in grado di far viaggiare quasi gratis i cittadini, certo, perché in realtà quel contributo ci consentirebbe ovviamente di... Certo, va anche sottolineato che il trasporto pubblico locale del Veneto paga già a monte altre realtà, altri settori, perché se ritorniamo al discorso delle accise, dal 2008 ad oggi l'aumento sarebbe stato di 50 milioni di euro. Va bene, che arrivano comunque in regione 50 milioni di euro in più dal 2008 al 2011, e stiamo parlando di tagli al settore del trasporto. Ma mi dicano dove vanno a finire questi 50 milioni in più che sarebbero destinati al settore del trasporto pubblico locale e che non vengono dati al settore del trasporto pubblico locale. Quindi, anche qui, attenzione, le aziende del settore non stanno chiedendo un euro in più alla Regione Veneto, stanno chiedendo di avere quantomeno le risorse del 2008, quando sappiamo che dal 2008 ad oggi il costo della benzina, se solo in un anno aumenta del 20%, scusate, di cosa stiamo parlando? E noi diciamo, portateci al 2008, non vogliamo neanche l'Istat. Ecco, e di fatto ho un'obiezione di questo tipo, perché poi voi vi siete anche incontrati in tavoli di trattativa con la Regione. Che tipo non ci sono soldi, cioè la Regione sostiene, secondo me, con qualche rischio di perdere ulteriormente, perché in realtà se la Regione non apre un canale di dialogo e costruisce non solo la discussione sui soldi, ma sul riordino della rete, del sistema, dicendo che cosa si può anche permettere da un certo punto di vista, perché tu non puoi obbligare le aziende a dare un servizio, a rispettare un contratto di servizio e diventa una variabile indipendente da questo le risorse che tu metti a disposizione per il sistema, essendo ovviamente che le aziende non sono opere pie, sono tutte società per azioni, certo, e a fine dell'anno devono rispondere agli azionisti ovviamente sì, però scusa, io mi dico mi domando lo giro anche ai telespettatori. È possibile che ci dobbiamo sentire dire dalla Regione che ci sono gli autobus che sono strapieni, dopo che lo scorso anno ci hanno detto di fare dei tagli sugli autobus? È inevitabile che gli autobus si riempiono di persone e le persone, purtroppo, pagando un biglietto aumentato, è costretta a viaggiare male. La Regione Veneto taglia di tagliare gli autobus, le aziende tagliano gli autobus. E anche sulle linee, le cose che abbiamo letto sulla stampa, ci siamo divertiti un po' a leggere, no? Tutti quanti vanno dalla montagna al mare, oppure vanno fino a Cesenatico con gli autobus. Allora, l'informazione va data interamente, e qui veramente gli organi di informazione devono avere un compito importante nei confronti della popolazione. Le linee, quelle che sembrano stravaganti, che collegano la montagna al mare, va bene, sono linee che sono previste dalla Regione Veneto e sono previste per contratto che viene affidata a quella azienda anziché a un'altra. E quindi che sia la Regione Veneto che taglia la linea. Non può essere che c'è un assessore che si indigna perché ci sono queste linee, quando è lo stesso assessorato che dice a quell'azienda che deve fare quel servizio. Ma il fatto che ci siano, almeno queste aziende più pasciute di altre, corrisponde a verità, secondo voi? Ci sono delle realtà diverse nella regione. È chiaro che nel Basso Polesine hai un territorio vastissimo da servire, ed è inevitabile che
per dare un servizio a persone che dove ci sono abitazioni che sono distanti qualche decina di chilometri da una dall'altra, è chiaro che c'è un costo di trasporto esagerato rispetto ad altre realtà come può essere Venezia, dove è ricchissima per quanto riguarda la presenza del turismo e che non c'è da nessun'altra parte, e quindi magari anche la bigliettazione ha un costo importante, perché è chiaro che il biglietto arriva anche a 6 euro, ma qual è l'altra realtà regionale del Veneto dove puoi far pagare il vaporetto, a parte che non c'è il vaporetto, ma il tram o il bus a 6 euro. Allora sì, abbiamo i forconi che ci arrivano no, ma già i turisti sappiamo che si lamentano per questi prezzi eccessivi. Ci sono delle realtà privilegiate perché hanno un turismo molto ricco, che sono comunque per morfologia e composizione del territorio obbligate a prendere un servizio pubblico come Venezia, e quindi è più facile giocare sulle tariffe, che ricordo non vanno a incidere comunque sui cittadini di Venezia, vanno a incidere comunque sui turisti, cioè su persone che comunque utilizzano una città molto delicata, che ha dei costi anche nella manutenzione, nella gestione di altri servizi che costano 2 o 3 volte di più rispetto ad altre realtà. Quindi è chiaro che ci sono delle disuguaglianze. Da qui la richiesta che abbiamo fatto, lo scorso anno è nata una commissione in cui si deve dire che si devono distribuire i fondi sulla base di costi standard, certo. Quindi sulla base valutiamo i territori, valutiamo le varie situazioni in modo differenziato e non tutte quante in modo lineare. Assolutamente. A questo proposito, Simonaggio, la Regione dovrebbe mettere mano a un minimo di progettualità. Cioè quello che servirebbe sarebbe... L'avete chiesto? Sì, l'abbiamo ripetuto anche ieri, cioè abbiamo ripetuto, non c'è solo un problema di soldi che mancano e che bisogna che li trovate e i 15 milioni vanno messi, ma c'è anche un problema di accompagnare queste risorse a un'idea di riordino del sistema. I casi più eclatanti sono quelli dove potenziamo la linea ferroviaria, facciamo in modo di evitare la duplicazione dei bus, facciamo che i bus funzionino a pettine. Certo che servono risorse, perché guardando le regioni a noi vicine che non stanno ferme, noi notiamo che mentre il Veneto è immobile e senza idee, senza progetti, e francamente il giudizio sulla giunta è questo, ma non solo da noi, ormai è un giudizio generale. Il punto delicato è che tu guardi, Trento ha deciso che si è preso 15 treni, fa il collegamento Bassano-Trento, ha deciso che quella è la sua metropolitana di superficie, i bus portano giù in Valsugana a tutte le stazioni, a pettine, il traffico, l'utenza insomma, e diventa quella la dorsale centrale. Noi avevamo previsto l'SMFR, che è il sistema ferroviario metropolitano regionale, idea brillante nel 1986, inserito nel piano regionale di trasporti 1990, siamo oggi al 2012, quindi praticamente sono passati talmente tanti anni che quei bimbi ormai sono diventati uomini adulti, e in realtà abbiamo un'unica esperienza di SMFR, che è un trenino che collega Mirabusa a Venezia, che viaggia desolatamente vuoto. Desolatamente. Che è la dimostrazione, sì, perché anche i treni diventa un reticolo, vale per i bus, vale per tutti, per cui c'è un servizio, se il servizio diventa smagliato, le frequenze sono modeste, diventa poco appetibile il servizio, il cittadino deve andare a Venezia, a quel punto è arrivato a Mira e dice faccio anche gli ultimi 5 chilometri e arrivo a Mestre, che ho un servizio molto più dignitoso, molto più frequente, molto più regolare, molto più puntuale, insomma ho un'offerta che è migliore. Allora a quel punto lì anche questa idea che prevedeva insomma ferrovia sulle medie e grandi percorrenze, ovviamente partendo dalla prima fase prevedeva il Padova, Mestre, Castelfranco, Treviso, questo era il collegamento al quadrilatero, e ovviamente bus che
potenziavamo il servizio perché i bus lavoravano a portare l'utenza al treno, in modo tale che c'era un servizio molto più capillare, molto più esteso e molto più ordinato. Ci sono molte cose che sarebbe possibile fare. Ovviamente servono risorse, ma serve anche una progettualità. Per esempio si dice 42 aziende complessive, 12 pubbliche e 30 private che fanno il servizio sono eccessive. Bisogna ridurle. E allora metti delle risorse che invogliano, creano le condizioni per fusioni, integrazioni, integra maggiormente l'urbano e l'extraurbano, la gomma e ferro, poniti quindi obiettivi anche di qualità dei servizi, oltre al fatto che è indubbio che se le risorse restano asfittiche noi continuiamo a discutere a risorse che ogni anno calano, che è l'esatto contrario invece del bisogno. Se decidi che il trasporto è una priorità, metti i soldi e crea le condizioni. Guarda, dico come le regioni a noi vicine, perché le ferrovie dell'Emilia Romagna fanno una gara regionale, un'unica azienda regionale, ha fatto la società mista Trenitalia e Regione Emilia Romagna e hanno messo insieme una società che prova a fare economie e sinergie. Altrettanto ha fatto la Lombardia, quindi ovviamente anche due spaccati politici diversi. In Lombardia hanno fuso Trenitalia con le Nord SPA, fanno le Tre Nord e ipotizzano di avere una dorsale ferroviaria molto più forte. In Veneto noi siamo con l'idea che il trasporto privato è il trasporto per eccellenza, quindi releghiamo il trasporto pubblico a uno dei fastidi più che delle risorse di questo paese, ovviamente facendo a pugni, perché sull'esempio di Venezia, quello più classico, Venezia da sola meriterebbe di essere trattata, perché tu hai una città fondata sull'acqua, ma è una per realtà un veneziano il trasporto, mentre per un padovano può decidere che va con l'auto privata. Per un veneziano quella è una condizione fondamentale di benessere, di vita e di servizio, quindi direi non trattiamo in maniera indistinta cose che non sono indistinte. Ha ragione Mazzonetto, cioè facciamo un ragionamento sui costi standard, facciamolo serio, preserviamo le specificità, ma serve a monte un'idea, un progetto, perché poi alle aziende devi fare dei ragionamenti precisi, non puoi dirli mesi dopo che gli tagli le risorse, di quante risorse dispongono e che poi si arrangino. Ecco, se arrivano anche dei messaggi dove si capisce la sostanza del discorso, che qua stiamo dicendo veramente di raschiare il fondo, qualche soldo per sistemare un qualche cosa che è indispensabile, quando poi vediamo abbondanza di soldi dati a destra manca, figure politiche con stipendi da paura, intoccabili, perché se poi sono dipendenti delle regioni, di quant'altro di altri enti, che lasciano molto interdetti i cittadini, perché aumentare anche la tariffa per sopperire grava sempre sul povero cittadino che non ne può più, per cui, oppure sul lavoratore di un servizio pubblico che ha degli orari, perché non abbiamo neanche accennato, ma veramente degli orari sconquassati, una vita un po' malmenata, quindi alla fin fine ci sono delle sperequazioni che in un momento di difficoltà danno fastidio. Ma no, non c'è dubbio che questo dovrebbe dare fastidio ai cittadini utenti del servizio pubblico, ma quello che sta succedendo è che leggiamo sbalorditi, veramente sbalorditi sui giornali, è che anche le forze di opposizione all'interno della le opposizioni alla giunta regionale sembrano si stiano divertendo a dare addosso al settore del trasporto, perché sembra che il settore del trasporto sia ma forse perché mi permetto di dire una cosa, il grasso che cola, ma stiamo sì, ma lì forse adesso ne torniamo su questo discorso, perché noi contro una proposta di legge dell'Italia dei Valori che vuole tagliare l'obliterazione degli abbonamenti e dei biglietti, ma ci stiamo ponendo in modo in modo forte. Ma come poi è possibile che una forza di opposizione proponga una legge regionale dove si dia il via libero e abbiamo già riscontrato che abbiamo recuperato
1 milione all'anno, 1 milione di euro di evasione sul settore, e si vuole fare passare una legge in cui non c'è più l'obbligo dell'obliterazione dei biglietti e degli abbonamenti sul trasporto. Ma dove stiamo vivendo? Certo. Le nostre aziende hanno recuperato È con solo a questo Venezia sistema. però, è solo a Venezia, questo pure a livello regionale. No, a livello regionale si sta creando tutto quanto un sistema, va bene? Alcune aziende ormai sono un po' più avanti, Venezia un po' più avanti, certo. A Padova sta iniziando ora ad attuarlo, va bene? L'obliterazione anche dell'abbonamento, ma deve essere obbligatorio. Dove è stato installato il sistema? Si sta recuperando mediamente 1 milione di euro. Chiarissimo, ma certo, dobbiamo andare in pubblicità. Sono arrivati anche altri messaggi che suggeriscono una sostanza sempre la stessa cosa: stipendi, buste paga troppo bassi per i cittadini per far fronte ad altri aumenti, i soldi per aumentare i biglietti prendeteli da qualcun altro, attingendo naturalmente agli stipendi dei politici che hanno soldi. Insomma, un po' questa è la sostanza dei messaggi che stanno arrivando. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, torniamo a noi, sono arrivati tantissimi messaggi, li abbiamo anche letti mentre eravamo fuori onda, possiamo anche metterli in onda. Mazzonetto, c'è un po' un'esasperazione da parte vostra e adesso si vedrà l'esito del ricorso, da parte giustamente delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, da parte dei cittadini altrettanto arrabbiati, le cose così non vanno. Qualora, quando è la sentenza, quando è la risposta del TAR? Purtroppo l'udienza del TAR prevista per il giorno 5 è stata spostata al 31 di maggio, quindi arriveremo a sentenza quando il bilancio nuovo della Regione, ma siamo già pronti comunque con un altro ricorso contro la Regione Veneto, perché e questo va detto che stiamo facendo questi ricorsi contro la Regione, lo stiamo facendo nell'interesse anche dei cittadini, non soltanto delle aziende, che sia chiaro. No, lo diciamo adesso, un attimo che c'è una telefonata. Perché ci hanno bloccato i 13 milioni dello scorso anno, non stanno erogando i soldi alle aziende, le aziende stanno spendendo 1 milione di euro di interessi passivi alle banche. Fermo là, dopo lo diciamo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Daniele, provincia di Treviso. Buongiorno, dica. Allora, tolgo l'occasione, sebbene che il 9 marzo faccio gli auguri a tutte le donne e per tutto l'anno. Grazie. Detto questo qua, ringrazio le trasmissioni. Cioè, mi da anni che ascolto le trasmissioni, dibattiti, tutto quanto. Vi dico la verità, anche questa mattina qua ho trovato 2 persone che hanno perso il lavoro, hanno famiglia, la fabbrica ha chiuso, hanno figli, no? Queste persone qua ascoltano sempre parole, non gliene frega più niente. Lo avete capito che la gente ha bisogno di mantenere la famiglia, di crescere questi fiori qua? 20 anni fa, e lo dico perché mi ho provato, 20 anni fa, c'era un signore che urlava per le piazze, e non mi vergogno di dirlo, bisogna dire le cose in faccia ai cittadini che ascolta, perché quando che si parla di certe cose, devo dirle, un signore che dice un nome, Umberto Bossi, 20 anni fa lo diceva, attenzione che qua nel nord succederà così, le fabbriche scapperanno, entrerà di tutto e di più, e con la lira è venuto fuori il casino, l'euro rovina tutto. Signori, certo. Le persone che hanno la pancia vuota, le persone anziane che soffrono ogni giorno per farsi le visite e soffrono di malattie e tutto quanto, ho visto un giornale ieri, una persona anziana che vuole vendere su Rene per pagare le bollette, vi dico la verità, ve lo dico tutto scritto qua, prendete il mio nome e cognome. Certo, sì, no, ma vado in piazza io, bisognerà poi i forconi, e i forconi andranno verso quelle persone che ancora questo oggi qua mangiano, hanno privilegi e prendono pensioni d'oro. Certo, grazie della sua testimonianza, del nostro telespettatore. Simonaggio, poi passo la parola a Mazzonetto, perché questa telefonata è emblematica di tantissime che ci sono, di messaggi eccetera, un'esasperazione, perché quello che esprime anche Mazzonetto per un'azienda è espressione di un malessere fortissimo. Il telespettatore ha parlato di forconi metaforici, in realtà poi diventano i forconi veri, ma dopo è troppo tardi. Sì, io non vorrei però che questa telefonata, insomma, no, contiene un elemento di protesta e di disagio, però siccome ho imparato che poi molte volte il disordine e la confusione genera l'uomo forte e il dittatore, io amo la mia democrazia,
Quindi quello che vorrei è che in qualche modo le forze politiche in maniera chiara mi dicano quali sono le proposte in campo, perché la CGIL viene da 6 scioperi generali e continuiamo a farli, li abbiamo fatti anche di recente per il trasporto pubblico, ma avevamo sempre accompagnato un'idea di protesta con un'idea di proposta. Io in realtà le ricette monetaristiche che l'Unione Europea, compresa l'Italia, sorbisse ai soliti noti, mi sarei anche stancato, perché in realtà anche questo giro, insomma, i temi sono pensioni, per cui l'allungamento per le donne arriva dai 5 ai 10 anni in più per accedere alla pensione, e rimangono tutti i disservizi, tutti i privilegi, le cose che ho sentito, e non è che la forza politica che è stata citata 2 secondi fa non abbia responsabilità, perché governa il Veneto da 20 anni e fino a 3 mesi fa era il governo nazionale. Il disastro del debito pubblico ci troviamo ora, non è mica colpa. Allora, per carità, io rispetto tutti, ma almeno diamo i meriti e i demeriti a chi li ha, perché che ci ha portato in questa condizione è una vicenda lunga parecchi anni, ma qui ci sono responsabilità, e devo dire che la classe lavoratrice qualche volta le ha additate e ha anche pagato il prezzo del risanamento di questo paese. Stiamo pagando comunque il prezzo. Esatto, quindi lo dico perché poi nella confusione, l'idea è il nord, ma siccome al nord ci sono i ricchi e i poveri, ci sono quelli che le tasse le pagano e quelli che non le pagano, non vorrei che alla fine le colpe stanno tutte magari in una parte del paese, quando invece guardo l'evasione fiscale il fenomeno è ampiamente diffuso anche in Veneto. Adesso Mazzonetto citava il caso delle tariffe e degli abbonamenti, cioè non è che il Veneto è virtuoso, io continuo a notare che il Veneto ha gli stessi difetti, è diventato molto più italiano, compreso i difetti che riguardano la casta, la politica e il risanamento. Quando dico prima ci sarebbe bisogno di un'idea forte per mettere i conti in ordine in regione e evitare sprechi e sperperi, ovviamente parlo anche delle cose che giustamente Mazzonetto diceva l'anno scorso, l'ARPAV, per le vicende note della sciagura dell'ARPAV. Quest'anno Veneto Strade per altre ragioni, ma è chiaro che siamo in presenza di una condizione di responsabilità di chi guida la regione. Chiaro. Non so se c'è un'altra telefonata in attesa, chiedo conferma dalla regia. Pronto? Pronto? Niente, se non c'è una telefonata magari se la regia toglie il monitor, perché sennò non riusciamo neanche a comprendere a che punto siamo. Mazzonetto, lei appunto invocava una situazione grave e pesante. Io le facevo appunto questa obiezione: qualora la risposta fosse negativa, ovvero quei 15 milioni no, non li avete, che cosa potrebbe succedere? Che quest'anno sarà inevitabile che le corse non le possiamo tagliare. Ormai abbiamo tagliato, la gente viaggia già stipata come gli animali nei carri di anteguerra. Tipo terzo mondo, veramente. Siamo veramente noi in una condizione di disagio nei confronti dell'utenza. Ci dispiace, ma in questo momento a essere costretti a tagliare veramente i posti di lavoro in una situazione di crisi. E ripeto quello che ho detto all'inizio della trasmissione: non stiamo chiedendo un euro in più, non stiamo togliendo un euro a nessun altro settore, né alla sanità, né alla formazione, questo deve né essere al forse turismo, chiaro come assolutamente messaggio. nulla. Anzi, chiediamo di ritornare alle risorse del 2008. Ritorniamo alle risorse del 2008. Però forse non ci sono proprio. Per carità, cioè, i tagli che sono stati fatti dal 2008 ad oggi stanno mettendo al collasso un intero settore che serve tutta quanta la regione, 4 milioni di abitanti, e che rappresenta meno della metà di quello che spende la più piccola ULSS o ASL del Veneto. Chiarissimo. Allora il tempo vola, sono arrivati anche altri messaggi e parlano appunto di questa difficoltà. Un imprenditore che scrive che con tutte queste tasse dovrà chiudere la propria attività, e questo fa molta tristezza, e poi anche altri messaggi che adesso stiamo vedendo che scorrono in sovrimpressione. Quindi lo step adesso è capire che tipo di risposta concretamente si vuole dare dalla Regione, perché la situazione è molto grave. Se poi il TAR si pronuncerà in certo senso, è che ormai siamo un po' sfiduciati nelle pronunce, perché abbiamo visto verso quale versante vanno.
L'unica cosa che si può dire è che naturalmente i cittadini in questo momento si trovano in gravi difficoltà. Andremo a chiarire quali sono gli ulteriori oneri, se ci saranno, naturalmente sarà anche vostro onere comunicarli e poi il sindacato ribattere, in modo che ci sia una comunicazione chiara e molto palese, perché forse la non comprensione di certi messaggi ingenera poi anche si traggono delle conclusioni che possono essere sbagliate. Allora io ringrazio i nostri telespettatori, vi rinnovo l'appuntamento questa sera con TV7 Match, siamo alla rottamazione dei partiti, un po' una provocazione, ma la politica dove sta andando, condotta da Giorgio Borile con molti ospiti in studio, e naturalmente noi ci ritroviamo come sempre lunedì alle 12:40, le repliche della nostra trasmissione le potete trovare sul nostro sito www.tv7.com, ci sono tutte le puntate, oppure sul canale 87 TV7 News nelle varie fasce orarie anche serali. Grazie ancora, arrivederci.